Sfiorano quota 500 i contagi da coronavirus in Veneto, secondo l'ultimo bollettino della regione aggiornato a questa mattina, 488 per l'esattezza, dunque 29 in più rispetto a ieri sera. Il cluster più grande rimane quello della provincia di Treviso con 108 positivi, dato invariato rispetto a ieri. Sale anche quello di Verona con 12 casi in più. In incremento anche il numero delle persone ricoverate, 144, 14 in più, 27 i casi più gravi che si trovano in terapia intensiva, dato salito di 2 unità rispetto a ieri. In totale sono 12 i pazienti che sono deceduti, uno in più dall'ultimo aggiornamento. Si tratta di una persona ricoverata all'ospedale di Treviso, dove il numero dei decessi è salito a 8. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità fa sapere che in queste ore si sta lavorando per una valutazione dell'impatto delle misure prese nelle zone rosse del Lodigiano e di Vo. A preoccupare ora è la tenuta del sistema sanitario. Se si stanno predisponendo posti letto in più per la terapia intensiva negli ospedali, si deve far fronte all'emergenza legata agli operatori sanitari in quarantena. Sono 450 in Veneto. Tra loro anche medici o infermieri che, seppur negativi al tampone, sono in isolamento domiciliare, secondo quanto predisposto dal Ministero della Salute, perché venuti in contatto con pazienti positivi. Un'autentica follia. Di questo passo rischiamo di dover chiudere i reparti, è l'allarme lanciato dal professor Andrea Crisanti, direttore dell'unità operativa di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera di Padova. All'emergenza sanitaria si aggiunge quella economica. Ieri il Consiglio dei Ministri, che ha deciso di far slittare il referendum sul taglio dei parlamentari in programma il 29 marzo e che si dovrà tenere tra il 10 e il 31 maggio, ha stanziato 7,5 miliardi di aiuti per famiglie e imprese. Il governo sta anche valutando l'ipotesi di estendere oltre il 15 marzo la chiusura delle scuole e si parla di una riapertura dopo il 3 aprile. Scuole chiuse ma tribunali aperti, lamentano gli avvocati che da oggi sono entrati in sciopero. Protesta di 15 giorni proclamata dall'organismo congressuale forense contro l'inadeguatezza delle misure adottate per ridurre il rischio di contagio da coronavirus negli uffici giudiziari. E ieri il Capo dello Stato ha deciso di lanciare un messaggio agli italiani. È un momento che richiede concordia e unità di intenti, ha detto Sergio Mattarella. L'insidia di un virus nuovo che sta colpendo via via tanti paesi del mondo provoca preoccupazione. Questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità, ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti.